Era destino che io venissi a vivere in questa città. Non vorrei sembrare presuntuoso, ma sono un uomo davvero affascinante. Non posso farci niente, io non mi sforzo di esserlo. Lo sono e basta. Quando ero bambino la migliore amica di mia madre mi diceva sempre che sarei diventato un rubacuori. Aveva ragione. Un giorno suo marito tornò a casa prima del previsto e ci trovò sulle scale nel bel mezzo di una scopata. Los Angeles, California. È qui che vivono e sognano tutti i rubacuori più attraenti. Ne arrivano circa 30.000 al mese. 30.000 playboy a caccia di ragazze col seno acerbo e ricche donne in cerca di emozioni forti. Anch'io sono arrivato qui con un sogno. Il sogno di una vita facile. Volevo diventare ricco e in fretta, raccontando bugie e creandomi una falsa identità. Volevo vivere in collina, guidare una macchina sportiva gialla molto rumorosa e scoparmi ragazze alte 1,80 m di 55 kg. E indovinate un po'? La maggior parte di questi sogni si sono avverati. Ragazzi, roba forte.